Il comune di Cassola, dove noi abbiamo la convenzione, ci ha dato il ben servito, tra virgolette, nel senso che hanno revocato la concessione e ci hanno chiesto di lasciare i locali. Ed è così che dopo 17 anni è costretto a chiudere lo sportello dell'Unione Nazionale Consumatori di San Zeno di Cassola, un punto di riferimento e supporto per i cittadini del Bassanese. Noi avevamo chiesto una proroga, la proroga ci è stata data, però il comune è intenzionato a mandarci via. Sfratto che diventerà operativo dal prossimo 31 gennaio e che vedrà chiudere lo sportello ormai supporto a numerose famiglie del territorio. Noi facciamo un servizio pubblico di tipo prettamente sociale, a noi si rivolgono i cittadini che hanno i problemi delle bollette, luce, acqua e gas. E noi ci auguriamo che il comune cambi idea. E se il comune di Cassola non valutasse un dietrofront, l'associazione non intende comunque arrendersi. Eventualmente noi stiamo valutando anche attraverso i nostri legali di valutare di impugnare gli atti non appena saranno portati all'autorità giudiziaria.